Dagli esercenti alle istituzioni, ondata di indignazione per il gesto dei giovani ubriachi con tuffo ai Buranelli. Gentilini dice punizione esemplare quando li prendono. West Nile al via il piano di disinfestazione straordinaria nel territorio comunale di Treviso, parte anche il piano regionale da 500.000 euro e l'assessore Coletto attacca i sindaci che non si sono mossi in tempo. Cagliarino e Franciolingo sotto shock dopo la confessione della 28enne che ha ucciso mamma, papà e sorellina in Macedonia. Lo sconcerto nell'azienda dove lavoravano il padre di famiglia e l'assassina. Imponente dispositivo di controllo della polizia su strade e aree a ridosso dell'Home Festival. In pochi giorni raffiche di patenti ritirate, la maggior parte per guida in stato di ebbrezza. Boato nella notte a Cagliarino, i banditi usano 2 cariche esplosive per far saltare un bancomat in centro. Il racconto di chi abita sopra la struttura di Velta, sembrava che la casa venisse giù. Un'unica polizia locale per la destra Piave, allo studio un progetto di fattibilità per unire 7 comuni nel servizio. L'uomo de Verzo gremito per i funerali della moglie di Betty Stefanella, dall'industriale alla politica anche Giancarlo Galan, in chiesa per l'ultimo saluto. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ritorniamo a parlare, come abbiamo fatto ieri, del cosiddetto tuffo nel Cagnan ai Buranelli, un video che avevamo mostrato ieri sera nel nostro telegiornale di Treviso. Ha suscitato una ondata di indignazione in tutta la città il gesto di sfregio di domenica notte in centro ai Buranelli. Polizia municipale sulle tracce dei 3 giovani ubriachi, ma soprattutto del ragazzo che dopo essersi denudato si è buttato nel canale. Intanto appunto c'è la reazione in città, sentiamo. Li stanno cercando in ogni registrazione video dei vari circuiti presenti in zona. La Polizia Municipale non tralascia nessuna telecamera di videosorveglianza pur di identificare i 3 giovani protagonisti del tuffo nella notte tra domenica e lunedì in sfregio alla città i Buranelli. Prima gli schiamazzi tra i fumi dell'alcol nel sottoportico alle 3 del mattino, poi i vestiti che volano e il tuffo nel canale, infine una decina di minuti in tenuta adamitica di uno dei 3, tra le risa e gli spintoni dei compagni. La denuncia in questo video da un residente, video spedito al sindaco che ora vuole dalle forze dell'ordine i 3 nomi al più presto sul suo tavolo per una punizione a dir poco esemplare, che chiede già a gran voce anche lo sceriffo della città. Questo è il frutto della mancata educazione delle generazioni nuove che hanno perso tutti i punti di riferimento: chiesa, patria e famiglia. Allora lei, se dovesse educare questi 3 ragazzi, cosa gli farebbe fare una volta presi e identificati? Gli farei scavare una buca alla mattina e alla sera riempirla, come faceva qualcuno del passato, ma questo per 10 giorni, e pane e acqua. Non solo una sanzione pecuniaria quindi, ma qualcosa che non possano facilmente dimenticare. Del resto è quello che chiedono anche tanti cittadini, in particolare chi in città e con i turisti ci lavora. Il senso di maleducazione delle persone, l'inciviltà soprattutto inciviltà, tutto lì è il discorso. Secondo lei qual è la punizione giusta per questi ragazzi una volta individuati? Farli pulire, metterli a contatto con la realtà. Fare pulire non solo i canali, anche i muri e tutto, perché quelli che fanno il bagno là non si adattano solo a fare il bagno dentro il canale di notte, sono quelli che sporcano, sgridano, fanno schiamazzi notturni e tutte queste robe qui. Far pulire tutto quanto il fiume dove sono buttati con le mani nude, per me. Una punizione per i 3 giovani, ma anche per i loro genitori, responsabili di non aver trasmesso il rispetto per gli altri e per la propria città. Se fosse capitato a suo figlio o sua figlia una cosa del genere, cosa avrebbe fatto? Forse sarebbe nato al Cafoncello. E a proposito di giovani, ma anche di meno giovani in stato di alterazione psicofisica, la raffica di controlli, l'imponente dispositivo messo a punto dalla questura importante per garantire la sicurezza sulle strade attorno e nelle vicinanze dell'area dell'Home Festival. Gli ultimi controlli hanno portato alla raffica di patenti ritirate. C'era la possibilità di sottoporsi al test alcolimetrico prima di mettersi alla guida, ma il giovane automobilista ha pensato che in fondo se la sarebbe cavata comunque. Sbagliato. Quando l'hanno fermato alla guida per il controllo, poco dopo essere uscito dall'area dell'Home Festival, il responso è stato chiaro: 2,50, oltre 5 volte il limite di legge. Un pericolo su 4 ruote. Troppi pericoli su 4 ruote viste le 27 patenti ritirate in un solo weekend.
Controlli specifici attorno all'area del grande evento musicale di Treviso per evitare drammi e rischi. La questura di Treviso ha messo in campo una vera task force in questi giorni con 65 pattuglie e 140 poliziotti divisi tra le immediate vicinanze del mercato ortofrutticolo di Treviso e le principali reti viarie provinciali. Oltre 700 persone controllate alla guida e un bilancio non certo confortante, 200 violazioni del codice della strada, la decurtazione di oltre 450 punti della patente e qualcosa come 100.000 euro di sanzioni complessive. Abbiamo indicato, abbiamo rilevato la gran parte dei ritiri patente per alcol come illeciti penali, e per gli illeciti penali le sanzioni sono di diverse migliaia di euro per ciascuno dei casi. Quindi è facile superare questi importi, e considerando che 25.000 euro sono stati fatti solo elevati di contravvenzioni dal punto di vista amministrativo. 21 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, 17 gli uomini e 4 le donne. Come dire, il pericolo della guida alcolica, nonostante drammi e tragedie, non è ancora concepito. Questo effetto non si è avuto del tutto, perché nonostante fossimo appunto in forte, perché erano diversi equipaggi molto ben visibili nel piazzale che tutti dovevano attraversare per uscire dalla manifestazione, eppure le persone si sono presentate al controllo in condizioni di forte alterazione. Ma non è sempre andata così. Per fortuna molti sono stati invece quelli che hanno capito correttamente il messaggio che abbiamo voluto dare e sono venuti in centinaia a fare le prove col precursore proprio per verificare se erano in condizioni di guidare, e in moltissimi casi non erano in condizioni di guidare, si sono fatti venire a prendere oppure hanno chiamato i taxi o qualcuno ha anche dormito in macchina. Adesso parliamo dell'emergenza West Nile, perché è partita a Treviso la disinfestazione straordinaria, così come proprio qui dopo la riunione di giunta la settimana scorsa aveva annunciato il sindaco Mario Conte, che era ospite nel nostro telegiornale. Già ieri la ditta incaricata dal comune si è occupata del trattamento partendo dai tombini, e nei prossimi giorni, dice Conte, si procederà con il programma di manutenzione straordinaria che coinvolgerà cimiteri, scuole, case di riposo e aree verdi. Il tutto avverrà nelle ore notturne e senza alcun periodo di tossicità per persone e animali. Nel provvedimento si ordina a tutta la cittadinanza di non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura dove possa raccogliersi l'acqua piovana, e non di meno di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua. Inoltre condomini e proprietari di edifici dovranno trattare in forma preventiva e periodica le caditoie e i tombini presenti in giardini, cortili e aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotti disinfestanti larvicide in compresse da aprile a ottobre. Questi gli accorgimenti della manifestazione straordinaria, che è partita a Treviso in concomitanza con il piano regionale straordinario avviato appunto dalla Regione per volontà della Giunta, nel giorno in cui anche l'assessore regionale Coletto replica le polemiche, attaccando i circa 200 sindaci in tutta la Regione che non si sono mossi, diciamo così, in tempo. Mentre parte come promesso il piano straordinario di disinfestazione della Regione da 500.000 euro, i veleni liberati nell'aria intossicano il dibattito politico. Dopo giorni di attacchi subiti è l'assessore Coletto a pungere i sindaci. Da nostre verifiche, circa 200 comuni su 500 e passa non si sono attivati. In parte il risultato l'abbiamo visto, l'incremento di queste larve che poi sono diventate zanzare ha dato risultati estremamente negativi. Dunque oltre 200 amministrazioni in Veneto non avrebbero fatto quanto previsto nei tempi deputati, e tra queste anche Padova. È fondamentale infatti che le disinfestazioni di zanzare e larve avvengano nei periodi stabiliti e in contemporanea per ampliarne l'efficacia. Noi abbiamo rispettato quello che è il piano nazionale di prevenzione. Ci siamo attivati ancora a marzo scrivendo delle lettere sollecitando le USL e i comuni ad attivarsi per la disinfestazione larvicida. Incubo West Nile, 10 le vittime in Veneto, l'ultima nelle scorse ore nel Rodigino, 159 casi in totale in regione, 49 con sintomi pesanti, un aumento certificato del 300% di casi di zanzara killer in Europa. Non c'è né un'epidemia né una pandemia, si tratta sostanzialmente di una patologia che purtroppo è endemica, è dal 2008 che noi la monitoriamo insieme all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Triveneto Zooprofilattico per controllare quella che è l'espansione.
Le nostre trappole per catturare le zanzare sono una ogni 15 km quadrati. La disinfestazione straordinaria comincia proprio dai 75 comuni polesani, dai punti di maggiore aggregazione come sagre, scuole e parchi, quindi toccherà a Padova, Verona e le altre province. Causare l'incremento di questo tipo di zanzara è appunto il clima sempre più tropicale. Allora lo sconcerto a Gaiarine e Francenigo dopo l'incredibile epilogo di quello che è stato chiamato il massacro in Macedonia. Non posso parlare. Pesante, tutto pesante. Azienda Corazza, Gaiarine, operai con lo sguardo che racconta sconcerto. Qui in pochi giorni hanno dovuto assorbire 2 colpi drammatici in sequenza. Prima la morte del loro amico e collega Amit Pocesta, massacrato a colpi di pistola con moglie e figlia 14enne. Poi nelle ultime ore l'ammazzata, perché a uccidere mamma e papà e la piccola Alina è stata Blerta, 28 anni, la figlia maggiore. Gelida come un automa, un robot. La pistola che spara senza pietà contro le persone che in teoria dovresti amare di più. Poco distante, una manciata di chilometri a Francenigo, un'altra ditta sotto shock, la Fornox. Qui Blerta Pocesta lavorava come impiegata. Lei, la killer che si trova in carcere dopo aver confessato il massacro. In azienda non parlano, troppo scossi, allora torniamo là, dove il 55enne Amit lavorava, amato e stimato da tutti, titolare compresa. Nei giorni successivi alla tragedia, i colleghi avevano pensato addirittura a una colletta per le figlie superstiti. Non sapevano che una di loro aveva premuto il grilletto senza alcun tipo di scrupolo. Oggi siamo tutti quanti qua in azienda, sono arrivati tutti i suoi colleghi e lo sconcerto e il dolore è presente su ognuno di loro. Blerta ha confessato, ha fatto trovare agli inquirenti locali anche la pistola usata per la fredda esecuzione. I suoi complici solo meri fiancheggiatori, appoggio logistico, la pistola da usare, ma il killer sarebbe stato proprio lei. Non ci sono più dubbi, la 28enne incastata da foto, tabulati, telefonici, una raffica di indizi compreso il DNA. Resta però un interrogativo pesante come un macigno, perché non c'erano apparentemente problemi di soldi. Si vocifera di un amore di Blerta, una relazione con una persona che però papà disapprovava. Può bastare per uccidere? Tutti hanno sempre parlato di un rapporto che sembrava affiatato tra la 28enne e i suoi familiari. Amit non ne parlava spesso, ma erano sempre parole tranquille sulle figlie. Poche volte sì, ma lui sempre contenta con figlie, sempre figlie lavora, tutti lavorano. Non so. Un quadro che sembrava idilliaco, sembrava, mentre qualcosa in Blerta si era rotto, spingendolo a trovare una pistola, 2 complici e mettere in atto il suo piano, contro mamma, papà e la piccola Alina. Sconcerto perché non avrei... Senti sempre queste notizie che accadono lontano e che non coinvolgono persone che conosci, quindi sapere che un evento così è successo tra le persone con cui si frequenta ogni giorno è stata una brutta notizia. Torneremo con la cronaca Gaiarine fra poco per un assalto a un bancomat, però lasciamo per un attimo la cronaca e torniamo in città per parlare di una decisione che fa discutere. Il sindaco di Treviso, infatti Conte, ha convocato a Casugana oggi i colleghi di altri 9 comuni per una comunicazione che più di qualcuno ha interpretato a sfondo anche politico. A fine anno infatti chiuderà la stazione appaltante, uno dei progetti che erano stati realizzati dal predecessore, Giovanni Manillo. Purtroppo ci è stato comunicato che il servizio sarà portato avanti fino a dicembre per un problema relativo ai pensionamenti del dirigente e una ristrutturazione dell'amministrazione delle dirigenze. È stato uno degli obiettivi inseguiti e raggiunti dall'ex sindaco Giovanni Manillo, che chiuderà a fine anno. La stazione unica appaltante, ovvero 10 comuni insieme per la programmazione biennale di acquisti e forniture per diverse amministrazioni. Un'intesa tra Treviso, Villorba, Preganziol, Monastier, Casier, Ponzano, Povegliano, Fossalta di Piave, San Biagio e Silea, che vedeva il capoluogo della marca capofila nella gestione dei servizi esterni alle amministrazioni. Una decisione che il sindaco Conte ha motivato con il prossimo pensionamento a fine anno del dirigente responsabile e comandante della Polizia Municipale Maurizio Tondato e nel complesso con la serie di avvicendamenti all'interno di Casugana. Inevitabile il disappunto da parte degli altri sindaci. Ci dispiace, questo è emerso al tavolo perché è stata un'esperienza positiva e perché soprattutto si è lavorato bene in un numero contenuto.
Una prospettiva a cui per prima anche il sindaco di Silea crede poco, anche perché in molti vedono il risvolto politico, sottolineando come questa iniziativa fosse uno degli obiettivi raggiunti dall'ex giunta di centrosinistra di Giovanni Manildo. Il sindaco Conte lancia quindi un chiaro segnale di cambiamento per chi dentro e fuori Casugana non l'avesse ancora capito, per una decisione molto tecnica che toccherà relativamente la quotidianità dei trevigiani. Per i cittadini non cambierà nulla a livello poi di effetto, quindi l'espletamento di quelle che sono le gare, per esempio per la mensa, il trasporto scolastico, oppure per quelle che sono le gare d'appalto per i lavori pubblici, perché le gare saranno comunque espletate al proprio interno o con l'appoggio anche di considerare altri tipi di convenzione, magari con la provincia che ha un ufficio strutturato già esistente. Ed ora, sempre in città, la situazione del Teatro del Monaco, a rischio la stagione teatrale con i conti in rosso di Fondazione Casamarca, ma ci sarebbe un piano B pronto da discutere nei prossimi giorni. Fondazione Casamarca è stata chiara, la gestione dei teatri non rientra più nei suoi piani. Tradotto, il cartellone del Comunale del Monaco ora rischia di saltare. Il rosso nei conti di Caspineda non lascia dubbi e il bilancio fino alla fine di quest'anno conta 600.000 euro, più i poco meno di 200.000 che ci mette Casugana. Questo permette l'arrivo dei contributi per il teatro di tradizione, ma non per il cartellone della prosa, sempre meno sicuro, con il risultato che gli abbonati ad oggi non sanno cosa e soprattutto se andranno a teatro. Un problema che ha bisogno di una soluzione pressoché immediata, sia per i cittadini che il personale, che vede il posto di lavoro in bilico. Il presidente della Teatri, avvocato Gagliardi, al momento non rilascia dichiarazioni, probabilmente attendendo il vertice con il sindaco Mario Conte fissato tra venerdì e lunedì prossimi. Dal comune fanno sapere però che un piano B ci sarebbe, ovvero una fondazione che sostituisca la fondazione, costituita da più cittadini come era nell'idea dell'ex sindaco Manildo, o più ristretta con un paio di privati di peso più il comune e Caspineda. Il nuovo soggetto comunque sarebbe più aperto alla città. E almeno su questo fronte tutta la politica pare voler fare fronte comune. Siamo disponibili a fare il nostro per fare in modo che i cittadini abbiano la stagione teatrale e possano fruire del teatro comunale. Ricordo che già a suo tempo il teatro comunale è stato messo a rischio ancora con gli orchestrali tanti anni fa, non dobbiamo certamente rischiare di imboccare la strada del declino culturale. Ciò detto, è anche vero che Fondazione non può lasciare la nostra città così impiantata. E chi si scaglia contro Fondazione è uno dei volti storici della DC e della politica trevigiana, rivolgendosi così agli ex compagni di partito, ora i vertici di Caspineda. Mancano 500.000 euro per completare la stagione del teatro comunale, inchinatevi agli abbonati e ai cittadini di Treviso, decurtate i vostri lauti e monumenti, perché tra quelli del presidente di Fondazione e quelli che portano a casa il presidente di Spa Teatri e Università e il presidente della Spa Immobiliare, credo si facciano proprio 500.000 euro. L'avevamo detto prima, Gaiarini, ritorniamo con la cronaca, un doppio assalto, un doppio boato per un assalto a un bancomat, ma lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. A Gaiarini la paura dei residenti quando la scorsa notte hanno sentito un boato, meglio due boati, era una banda in azione con due cariche esplosive per far saltare un bancomat. Stai dormendo e ho sentito un colpo, ho detto ma temporale non viene, e dopo guardo in fianco se mi marì perché dormì proprio sopra il bancomat e mi fa e allora salti su, dopo neanche 2-3 secondi un altro colpo grande che non veniva più, mi sono scappata dopo a pescare e mi sono sentata là. Per chi abita sopra il bancomat, come questa signora, sono momenti impossibili da dimenticare. La paura si concretizza in piena notte con il consueto scenario già visto, meglio sentito tante volte. C'è chi pensa a un incidente, chi a una bomba, e questi ultimi non ci vanno molto lontano, perché a far saltare il bancomat della Banca Popolare di Cividale in via Terraglio a Gaiarine sono state due cariche esplosive azionate da 3 banditi, l'ora poco dopo le 2. Il primo colpo verso le 2:25
Non abbiamo al momento capito cosa potesse essere, abbiamo sentito successivamente il secondo botto, dopo è stato mio figlio che ha tirato su la tapparella e praticamente ha visto del fumo ha visto che in banco e ha visto delle ombre. Sono scampato, mi sono sentata qua a metà scala perché poi pensavo che si crollasse il pavimento, non so. La struttura divelta, danni notevoli, oggi i tecnici al lavoro per ripristinare la normalità. I banditi sono riusciti a prendere parte del denaro della cassaforte, il bottino ancora in fase di quantificazione, e sarebbero poi fuggiti a bordo di una Volkswagen Golf scura. Sull'episodio indagano i carabinieri di Conegliano e della stazione di Codogné. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, a caccia di indizi utili per dare un volto ai malviventi. Ed ora il tragico incidente all'alba di oggi, poco prima delle 5, sulla linea ferroviaria Treviso-Portoguaro, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di San Biagio di Callalto, dove un 55enne residente a Villorba che si trovava nella zona è stato travolto e ucciso da un treno merci in transito nella Marca in direzione del Veneto orientale. L'uomo, secondo la prima ricostruzione, stava camminando a pochi passi dai binari, il macchinista non si sarebbe reso conto della sua presenza e non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. Nelle prime ore c'era il dubbio se si fosse trattato di un incidente o di un gesto estremo. Purtroppo è stata accertata la natura del gesto estremo del 55enne che così si è tolto la vita gettandosi sotto il treno. Adesso parliamo di sicurezza, o meglio di chi garantisce la sicurezza e non solo, la polizia locale. È un progetto per creare un'unica polizia locale in destra Piave. Sentiamo. Non è che si possa pensare addirittura a una sorta di polizia municipale di tutta la destra Piave. Sarebbe l'obiettivo, quello appunto, proprio per avere insomma una squadra che possa lavorare molto più specifica, molto più organizzata. Accorpare tutti i vigili urbani in un unico corpo diffuso in tutta la destra Piave. E il primo passo lo stanno facendo in questi giorni 7 comuni di 2 diverse convenzioni, rispettivamente a nord e a sud di Treviso. È già partito uno studio di fattibilità per unire ancora di più delle convenzioni con altri comuni. Allora io faccio parte come comune di Monastier della convenzione con San Biagio, Capofila e Zenson di Piave. Poi c'è un'altra convenzione che è quella di Villorba con i comuni di Carbonera, Arcade e Breda di Piave. Ecco, queste due realtà si vogliono unire ed essere di esempio ad altre amministrazioni ed altre convenzioni, il tutto nell'interesse dei cittadini. Perché unire e allargare la zona, che poi arriverà a una zona che servirà insomma a 70.000 cittadini, una zona importante, perché sempre di più la polizia locale fa servizi specifici. Non pensiamo solo alla polizia locale per la viabilità, ma pensiamo anche per i reati ambientali, i trasporti pesanti, tante cose insomma che vanno tenute sotto controllo e che vanno seguite e monitorate. Accorpamenti che permetterebbero di fatto un servizio in tutta l'area nelle 24 ore. Come piccolo comune non me lo potrei mai concedere di ampliare anche l'orario di servizio e magari coprire sempre di più anche un orario notturno. E per chi obietta l'ennesima sovrapposizione di ruoli è pronta la risposta. E non è che poi andate a fare concorrenza con le altre forze dell'ordine a questo punto, come numeri e come territorio. Anzi, è l'inverso, non facciamo nessuna concorrenza, sarà una collaborazione ancora maggiore perché si vedranno le potenzialità di fare le cose insieme, in sinergia. Ed ora Oderzo per l'ultimo saluto nel pomeriggio nel Duomo a Tiziana Prevedello, la moglie di Giuseppe Stefanella. Sono le 16 quando l'auto con il feretro di Tiziana Prevedello fa il suo ingresso nella piazza antistante il Duomo. Subito dietro il marito Beppi Stefanel, patrono del noto marchio di abbigliamento, con i figli Leonora e Carlo, il fratello di Tiziana Andrea, ex sindaco a Ponte di Piave, e gli altri congiunti. Ad attenderli, fuori e dentro la chiesa, una folla di persone. Diversi nomi di spicco del mondo economico, fra cui presidente presente e passato di un'industria Treviso, del mondo dello sport con Dino Meneghin a ricordare il passato impegno come sponsor nel basket triestino, della politica Peter Gina con il sindaco Scardellato e con Beppi Covre, e veneta con la presenza addirittura, in una delle sue ormai rarissime apparizioni in pubblico, dell'ex governatore Giancarlo Galant. Nel Duomo, insufficiente a contenere tutti i presenti, risuona il ricordo di Tiziana, descritta come una donna forte e amorevole.
intraprendente nel lavoro, sia nelle attività Stefanel che in altri progetti, nel sociale, con impegno a favore della comunità e nel mondo della cultura. Ma oltre alla determinazione, nelle parole pronunciate da Don Lorenzo Barbieri, a risaltare è l'amore, presupposto di tutto il resto. Perché solo l'amore è credibile. L'amore vissuto e donato alla propria famiglia, agli amici, dà credibilità alla propria vita. È la vera credenziale che motiva tutte le altre. Alla fine della cerimonia la toccante preghiera, letta con la voce rotta dalla commozione, dei figli Carlo ed Eleonora, che salutano la mamma con una metafora golfistica, sport a cui la donna si era avvicinata negli ultimi anni. Tu, mamma, dice il figlio Carlo, eri simile alla figura del caddy, colui che aiuta e fa da braccio destro al giocatore. Senza un grande caddy non può esserci un grande golfista. Anche da lassù sappiamo che continuerai a consigliarci, come hai sempre fatto, e per il resto è la nostra vita. Grazie mamma. Sono Alberto Villanova e Andrea Zanoni, rispettivamente consigliere regionale della Lega Nord e del Partito Democratico, gli ospiti di questa sera di 20:10, fra pochissimo su Antenna 3, Governo, promesse irrealizzabili, questo è il titolo della trasmissione, ed è tutto un programma, quindi tanti temi di attualità sul piatto con Ferdinando Marino e i suoi ospiti. Ed è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, salvo per i consueti disturbi sui monti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza asciutto e stabile, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori, salvo per occasionali temporali durante le ore pomeridiane sui settori alpini. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza buono, con tanto sole specie nella prima parte della giornata. Col passare delle ore non si esclude qualche rovescio sui settori montuosi. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Al mattino il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio qualche temporale sarà possibile sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime comprese invece tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.